3 punti per essere sicuri della post season, 3 punti per sperare ancora. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al centro universitario sportivo di Palermo, CUS Palermo Monreale, 22esima e ultima giornata del campionato Under 16 Sicilia Girone A. La zona playoff è ancora possibile, CUS quinto a pari punti con il Città di Trapani sesto, che è impegnato in contemporanea con il Visser ultimo. Il Monreale è subito dietro a -2 le due formazioni. CUS Palermo che schiera Lo Galbo in porta, dopodiché d'Alessandro, Danna, Calistilo, Bianco, Pirrera, Salvatore Zora, Tarantino, Ruffino, Viviano e Viola a disposizione di Giuseppe Di Fresco. Risponde il Monreale con Gargano in porta, dopodiché Gaziano, Tantillo, Turano, Giordano, Conan, supporta Fanduzza, Provenzano, Ilarda e Puccia a disposizione di Rosario Pianges. L'arbitro della partita è Manuel Titone di Marsala. Entrambe le squadre sono radunate in campo, il CUS all'altezza della propria panchina, il Monreale proprio vicino al cerchio di centrocampo per darsi la carica per quest'ultima giornata di campionato. La situazione è questa in classifica, con il Ciaculli terzo a 35, poi c'è il terzo tempo a 32 in quarta posizione, dopodiché proprio all'ingresso della zona playoff c'è il CUS Palermo a 30 punti in parità con il Città di Trapani al sesto posto, più giù il Monreale a 28, poi il divario di 8 punti con Primavera Marsala a 20. Quasi tutto pronto per il calcio inizio, tutti comodi, inizia CUS Palermo Monreale Under 16. CUS Palermo in maglia e pantaloncini neri, mentre il Monreale risponde in maglia azzurra e pantaloncini neri, e che ritorna adesso dal proprio portiere Angelo Gargano, anche vice capitano della squadra di Pianges. Oggi c'è una grandissima assenza in casa Monreale perché manca Bomber Ricciardi, 16 gol in questo campionato. Vedremo un po' come se la caverà la squadra ospite, mentre è titolare lato CUS Stefano Calisti, il capocannoniere di Fresco a 6 reti, mentre colui che lo segue in questa classifica, Schiavo, è a 5 ma parte dalla panchina. Bel tempo oggi a Palermo, c'è sole, la domenica mattina adattissima per giocare a calcio. Ricordiamo che sono due tempi da 40 minuti, essendo una categoria Under 16. L'anno prossimo per tutti questi ragazzi si cambierà, inserendo quei 5 minuti finali che nel calcio, si sa, possono essere anche determinanti. Viene inseguito questo pallone lungo la direzione di Calogero Danna. L'attacco di supporta ha aiutato per il guadagno della rimessa laterale. Adesso Ilarda va verso il centro, non c'è lo scambio con Provenzano. Il campionato ne ha fatti 8. Altro lancio lungo, insegue il pallone Ilarda quasi davanti al portiere. Il pallone però arriva a Lo Galbo, era comunque in fuorigioco. Non gli ha dato un passaggio. No. Ma non gli ha dato un passaggio. L'arbitro ha fischiato l'irregolarità. Probabilmente ci sarà la punizione a 2. Un retropassaggio di troppo. Non è stato un passaggio. È stato un retropassaggio. E allora punizione a 2. Situazione che verrà attenzionata da entrambe le squadre.
Sul punto di battuta c'è Alessandro Puccia. Vabbè, ok. Attenzione perché dopo 3 minuti questa potrebbe essere una chance per sbloccare la partita. È una cosa folle, è una cosa che... Stretti. Barriera a 3. Adesso a 4 per il Cus Palermo. C'è Puccia alla battuta, potrebbe lasciare a Provenzano. Vediamo un po', infatti è così, Provenzano prova ad angolare, ma c'è D'Alessandro a levar via un nuovo cross, colpo di testa, il Monreale passa in vantaggio dopo gli sviluppi di questo calcio di punizione a 2, ma il gol viene annullato C'è fuori gioco, c'è! secondo il Cus Palermo. In realtà c'è stato il vantaggio del Monreale Del palo, è dopo appena 4 minuti di gioco. Non capisco. 1-0 per il Monreale. La partita si è sbloccata subito con le decisioni dell'arbitro che hanno fatto un po' discutere a partire dalla punizione a 2. C'è un fallo fischiato a supporta, calcio di punizione per il Monreale. Calcio di punizione per il Monreale, guadagnato dal capitano Federico Supporta. Bambini a fare gli altri. Serve il pallone. Partita un po' spezzettata in questi primissimi 5 minuti. Con la punizione a 2 che poi ha portato al gol alla Monreale. E questo calcio di punizione battuto adesso verso il centro dell'area, si cerca un tap-in, esce lo Galbo, poi il tiro che va oltre la traversa e Monreale che ne stava facendo un altro. È partita benissimo la gara del Cus, anche sotto il punto di vista psicologico può fare sicuramente bene alla squadra di Fresco. Tantillo prova ad andare avanti, supera in velocità Viola, Tantillo mette in mezzo, pallone arriva dietro per il destro, un po' così di Fanduzza. Salvatore Zora, c'è il lancio in profondità a cercare Ruffino, può portare palla e allarga da Marco Viviano a puntare gli avversari, ancora Viviano verso il centro, poi sterzo sul sinistro, nuovamente verso destra, poi tenta il tiro Viviano, respinto subito, conclusione da fuori tentata da Salvatore Zora, ci pensa anche Stefano Callisti, il pallone va giù e finisce sul fondo. Risponde il Cus Palermo. Il rinvio corto di Gargano, lancio lungo, Provenzano, il tacco in avanti, passaggio dietro di D'Alessandro a difendere, c'è anche in zona Pirrera. Pallone sempre lungo la fascia a cercare Puccia, c'è il fallo laterale. Andrà a battere Gaziano.
La rimessa lunga con supporta, pallone dietro, preso adesso da Ilarda, non ha spazi per andare in avanti, allora va dietro da Turano, commette fallo però Angelo Turano. Il calcio di punizione viene guadagnato dal Cus Palermo questa volta. Lancio lungo, colpo di testa verso sempre le due punte Puccia e Ilarda. No, pallone spazzato, la prende Conan in mezzo al campo. Tantillo, un po' disturbato da Salvatore Zora, il lancio in profondità, se la allunga il Cus Palermo per metterla fuori. Vuole dare la sveglia ai suoi di fresco. La partita che è iniziata sotto la sofferenza. C'è il calcio d'angolo battuto adesso da Panduzza, pallone in mezzo, stava andando a staccare Conan. Tantillo, no, pallone proposto ma sul fondo. Rinvio corto anche da parte di Alberto Logalbo. Lancio lungo, Turano, nuovo prolungamento. Gli attaccanti del Monreale sono sempre lì. Adesso Calisti verso Viola, ancora Conan a fermare col tacco. Una nuova staccata a difendere. E calcio di punizione per il Monreale. Si batte quasi sulla linea di centrocampo, pallone in mezzo, colpo di testa all'indietro, va a prendere Logalbo. Il rinvio lungo, però c'è il fuorigioco di rientro per Andrea Ruffino. Arbitro è indietro. Questo che viene dal 3-0 nel caso del Visser. La vittoria ritrovata dopo 3 sconfitte consecutive, tutte in casa, senza fare gol. Contro Trapani, città di Trapani e Primavera Marsala. Adesso si vuole ritrovare anche il successo anche qui al centro universitario sportivo dopo tanto tempo. Rimessa per il Cus Palermo, viene battuta adesso da D'Alessandro, nuova protezione del pallone di Ilarda. Gaziano, il Cus Palermo va con tanta difficoltà a difendere questi palloni e il Monreale continua a prendersi i calci di punizione. Un ottimo compromesso anche per spezzare i ritmi ed evitare di perdere il possesso. Sempre Fanduzza
alla battuta in area di rigore con i pugni Lo Galbo, c'è il tap-in al volo. Il pallone fuori, un tentativo da parte di Alessandro Puccia. Giordano contro l'altissimo Ruffino, pallone verso Provenzano che si gira, punta Pirrera, si va avanti con Puccia, cerca il cross, un po' difficile da quelle parti, chiede intanto palla Tantillo dall'altro lato, il cross però viene messo all'interno dell'area, la protezione tentata da Danna, il pallone però scorre fuori. Lo Galbo stavolta va con il lancio lungo, poi duro duello a centrocampo, c'è anche il cartellino giallo ai danni di Alex D'Alessandro, la prima moneta della partita, è rimasto a terra il suo avversario. A questo punto le pressioni aumentano per la squadra di Fresco. Si prova lo stretching per Andrea Gaziano. E calcio di punizione per il Monreale. A tutto adesso. Colpo di testa a levar via Tantillo. Doppio passo che funziona contro Salvatore Zora. Ancora Tantillo in avanti, Salvatore Zora da dietro a mettere in calcio d'angolo. La giocata di Vittorio Tantillo. Tanto c'è tanta difficoltà a recapitare i palloni per le battute dei calci piazzati, delle palle inattive. Va Fanduzza, pallone dentro, abbastanza largo, Conan deve rincorrerlo, riesce a toccarlo per Turano. Pallone a giro, Lo Galbo respinge, attenzione a Fanduzzo, quasi vicino al secondo palo, passaggio in mezzo, caduta in area di rigore. Non c'è fallo stavolta per l'arbitro. Cus Palermo che reclama la rimessa laterale. Arbitro! Svegliati! Allora ci sarà la battuta da parte di Tantillo. Passaggio da Provenzano, cross dentro, Lo Galbo la prende, passa, prova a far correre i suoi in velocità. D'Alessandro cerca lo scambio con un tocco con la mano non visto dall'arbitro. Cus Palermo comunque ha la possibilità di continuare il proprio gioco da rimessa laterale. Intanto subito un cambio per il Cus Palermo. Di Fresco vuole inserire subito Mattia Schiavo. Esce Salvatore Zora, che si era fatto superare in velocità poco fa da Tantillo sulla fascia. E allora entra Schiavo
dunque in campo il secondo capocannoniere del Cus Palermo. Si continua a lottare con un giocatore a terra, pallone passato in avanti, a rincorrere proprio adesso il pallone Viviano. Arbitro che adesso va a vedere un po' le condizioni del giocatore a terra. Gioco ovviamente fermo. Arbitro, svegliati! Rimessa per il Monreale. La battuta di Tantillo, pallone che scorre. Danna a riproporre Conan. La alza però per Tarantino. In lotta con Gaziano. Ancora le trattenute tra Tarantino e Gaziano. La spinta di Tarantino. Anemiche decisamente si devono calmare. Punizione per il Monreale. Ma le interruzioni continuano. Pallone lungo. Poi il tiro da fuori, sfruttando il controbalzo, lo Galbo in calcio d'angolo. Dopo il tiro di Andrea Ilarda, sembrava innocuo, invece ha dovuto impegnare in questo modo il portiere della Cus Palermo. Nuovo calcio d'angolo per la squadra di Pianges. Fanduzza, pallone va in mezzo, colpo di testa a cadere però. Con il fischio dell'arbitro a dare il fallo. Il rinvio di Lo Galbo. Gaziano, altro pallone abbastanza lungo verso Ilarda che viene superato, non c'è l'aggancio di Provenzano. È stato commesso un altro fallo, stavolta da parte del Monreale, dopo aver conquistato diversi calci di punizione. Battuta, il colpo di testa in fallo laterale, sì, perché Danna la lascia scorrere. Danna alla rimessa, non la prende di testa Ruffino. Conan ripropone con supporta Danna, qui non c'è l'aggancio, poi una caduta a due, si continua con Viviano. Viviano tra le linee, anche a trattenere la maglia di Tantillo. Colpo di testa di Danna, però tra le maglie azzurre. Questo che risolve in qualche modo ripartendo da Lo Galbo. Passaggio intercettato quasi del tutto da Ilarda. Commette fallo anche lui però nel tentativo di prendere il pallone. Monreale che invece viene dal 3-3 in casa contro il terzo tempo. Lì proprio Bomber Ricciardi ha segnato 2 gol, l'altro lo ha fatto Provenzano, che è stato il primo
pareggio dopo 4 vittorie di fila. Quindi una striscia di risultati importante alla corsa verso i playoff. Però dall'altro lato in trasferta viene da 3 sconfitte consecutive, l'ultima contro il Costa Gaia Adelcam, che è la seconda forza del campionato, una sconfitta arrivata per 3-2. Rufino tra le linee, lo scambio con Schiavo, può andare avanti il Cus Palermo, un po' fermato qui con Tarantino. Si riparte con Calisti tra le linee, passaggio in avanti verso Viviano a puntare gli avversari contro Tantillo. Viviano in mezzo, debole il passaggio, lo prende Fanduzza, un po' troppo debole. Ilarda deve uscire al più presto se vuole condurre il Monreale all'attacco. La caduta di Viola regolare, perché c'è stato il tocco sul pallone. Adesso l'arbitro va a vedere un po' le condizioni di Pietro Viola. Rimasto un po' a terra. Ormai abbiamo superato la metà di questo primo tempo. Pallone consegnato alla Cus Palermo. Lo Galbo corto, la pressione e poi il passaggio su Pirrera, sponda di Tarantino verso la fascia di D'Alessandro a cercare Schiavo, non a commettere fallo. Poi il Monreale lancia in fallo laterale. Pallone in mezzo al campo, preso di testa dal Cus Fanduzza. Nuove sponde con Puccia che mette in movimento Provenzano. Pallone salvato nonostante la pressione. Allora il Cus ha più spazio per ripartire. Pallone verso Ruffino che non corre tanto, adesso sì, perché il pallone si può prendere più facilmente. Alla fine la copertura difensiva di Conan, rimessa in zona d'attacco per la squadra di Fresco. Rimessa lunga verso Viviano, fermato da Alessandro, pressato da Puccia. No, pallone perso fuori. Chiede le marcature. Vieni qua. Gargano, pallone proposto, però c'è Viviano pressato. La va a prendere il portiere del Monreale, che chiede ai suoi di salire. Il rilancio lungo, colpo di testa di Danna, ma è il Monreale ad andare avanti. È lanciato a rete su porta, pressato su porta, immerso il centro. Lo Galbo, anche questa la prende. Lancio lungo, sempre verso Ruffino. In un secondo momento va a correre Schiavo.
Poi Schiavo viene fermato da Conan. Allora si va con Gaziano in avanti, esce lo Galbo, deve stare attento al rimbalzo del pallone perché prima l'ha un po' ingannato. Avvicinarsi troppo Si diverte di più. Buttiamolo. può costare caro. Supporta, arriva anche Fanduzza e prende un pallone molto prezioso. Supporta, tanto sale Tantillo, lancio verso l'altro lato da Puccia contro Pirrera. Puccia prova a difendere anche con un doppio passo. Il pallone viene trascinato quasi sul fondo, poi preso da Pirrera che leva via e il Cus vince anche il rimpallo. La scivolata irregolare, il fischio dell'arbitro, sul cartellino per la difesa del Monreale. C'è fermi l'azione. Niente da C'è la punizione per il Cus Palermo, un po' di proteste nella gradinata del centro universitario sportivo di Palermo dopo il fallo di Gaziano. Gaziano, lancio lungo, l'aggancio molto buono del Cus Palermo che prolunga con D'Alessandro. Il pallone stava scorrendo ad andare verso la porta di Gargano. Provenzano vince anche il rimpallo contro Pirrera. Provenzano porta palla, Pirrera ottimo in chiusura a metterci la gamba e a mettere fuori. La rimessa, la protezione del pallone con recupero Cus e punizione guadagnata. Adesso la squadra più furba è quella di Fresco a guadagnare queste punizioni, ma vengono conquistate sempre in quella parte di campo, ovvero quella in cui va ad attaccare il Monreale. Calisti in verticale, trova Turano, pallone poi va al centro, preso da Conan. Supporta, non c'è l'aggancio, allora pallone largo per Schiavo. Schiavo a puntare Tantillo, passaggio lungo la fascia, riesce per Pietro Viola, la salva, c'è il tocco di Conan. È rimessa laterale per il Cus Palermo. Dobbiamo giocare la palla senza paura. Rimessa affidata a Calogero Danna. Siamo vicinissimi alla bandierina del calcio d'angolo. Pallone in area, rimbalza la coordinazione tentata da Viola, il pallone ancora vivo, lo va a prendere Viviano, calcia male anche cadendo. Giordano, un po' di fortuna per lui nell'andare avanti. Si va a cercare ancora una volta Samuele Provenzano, altra girata contro Calisti, tentativo da fuori, stavolta sul fondo, e continua ad attaccare il Monreale con Alessandro Puccia. Danna, la finta di movimento da parte di Viola, ancora Calisti a perdere palla anche lui, occhio al passaggio verso il centro in fuorigioco. Provenzano dopo il passaggio di Larda aveva anche calciato fuori e di molto. Punizione Cus Palermo, porta palla a Calisti, largo da Viviano, di salire di Fresco, il passaggio verso l'interno c'è per Viola, fermato da Conan. Conan è libero di portare il pallone fino alla pressione di Schiavo, poi si va con il lancio lungo verso un'altra corsa di Supporta.
pallone finisce però in fallo laterale. Ci avviciniamo alla fine di un primo tempo in cui il Monreale si è presentato subito con costanza nella metà campo del CUS, conquistando il gol nei primissimi minuti. Dopo una punizione a 2, occhio all'uscita di Logalbo che la prende dopo l'arrivo di Larda. Adesso il CUS Palermo sta cercando di creare qualcosa di importante, anche se il primo vero tiro in porta non è arrivato. La spallata utile di Fanduzza, non si va avanti, si ritorna indietro. Tantillo di nuovo da Supporta, accanto a lui c'è Fanduzza tra le linee, nuova verticalizzazione verso Provenzano, la presa di Logalbo. Grazie. È un personaggio. Danna, lancio lungo, il lancio è veramente buono per gli attaccanti del CUS Palermo. Ruffino dietro da Viviano a fronteggiarsi con Fanduzza, poi il rimpallo vincente, il passaggio dall'altro lato, passaggio di prima verso Ruffino, sinistro morbido, la respinta, non c'è pallone sulla linea, levato via, grossissima occasione per il CUS Palermo con Ruffino che l'ha toccata morbida, stava andando in porta, ma sulla linea il salvataggio decisivo per evitare il gol del pareggio. Si resta però da quelle parti con la rimessa laterale che verrà battuta da Alessandro. È corta, lo scambio c'è, troppo forte il colpo di testa sopra quella di D'Alessandro. E CUS Palermo che esaurisce così una possibile doppia occasione in pochissimo tempo. Lancio all'indietro verso Ruffino, la prende Conan. Dopo colpo di testa, nuovo anticipo per favorire Supporta. Il passaggio verso la sinistra. Provenzano si gira ancora al limite, se la mette sul sinistro, l'intervento decisivo di Pirrera che ha seguito l'avversario. Nuova alzata di Larda. Qui c'è un nuovo fallo. Chiede di giocare semplice, di fresco al suo CUS Palermo. Calisti di nuovo dietro in difesa. Supporta, aspetta il pallone prima di andare incontro, stava arrivando il supporto di Tantillo, poi Conan spazza fuori. È rimessa CUS. Guarda Stefano, subito! Subito! Danna verso Ruffino, ma viene anticipato di testa da Fanduzza. Passaggio dietro, l'alzata di Larda davanti la faccia di Danna. C'è la munizione. Giallo, esce il giallo! Arrivare! Viene preso in faccia Danna dopo la gamba tesa di Andrea Ilarda. Ci dovrebbe essere un recupero sostanziale prima della fine del primo tempo. Un po' d'acqua anche per Calogero Danna, applaudito dai genitori dei ragazzi che stanno seguendo la partita. E calcio di punizione per il CUS.
La battuta in area di rigore, colpo di testa all'indietro di Giordano a regalare l'angolo per il Cus Palermo. Parte la battuta da destra, pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Viene lasciato scorrere fuori dallo stesso Antonino Giordano, il difensore del Monreale, che aveva concesso quel calcio d'angolo. È rimessa per gli ospiti. Il prima Fanduzza cade a terra Provenzano, tutto a posto per l'arbitro, e allora Danna alla rimessa. L'alzata di Viola, subendo anche il fallo sotto gli occhi della panchina di Fresco. Una battuta da parte di Vincenzo Lobianco di questo nuovo calcio di punizione. Altra proposta, sempre a cercare l'altissimo Ruffino. L'arbitro però non concede stavolta il calcio d'angolo. Sono 2 i minuti di recupero che iniziano adesso. Forse ci doveva essere qualcosa in più. Il Cus Palermo cerca di chiudere con questi calci di punizione, da cui spera nella costruzione del gol del pari. La battuta di Tarantino in mezzo all'area, non salta abbastanza Ruffino, cercato stavolta verso la fascia di sinistra. È ovvio che è lui il destinatario principale di questi palloni messi in mezzo. Calisti fermato da Ilarda, ancora Ilarda ad evitare Tarantino, vuole fermarsi anche contro Viola, poi finisce giù e guadagna il fallo. Ilarda che è stato ammonito poco fa, anche un ammonito nel Cus, ovvero D'Alessandro. La battuta lunga, la presa in area, la girata tentata da Puccia, poi il pallone si spegne da quelle parti. L'arbitro fischia la fine del primo tempo, 1-0 per il Monreale. Gol arrivato praticamente nei primissimi minuti, dopo che l'arbitro ha concesso una punizione a 2 in piena area di rigore del Cus Palermo. Monreale che ha messo subito sotto la squadra di Fresco. Poi il tentativo del team di casa di recuperare un po' lo svantaggio, soprattutto quell'occasione avuta da Ruffino, con il pallone che stava andando a finire in porta, un tocco morbido, poi il salvataggio sulla linea da parte della difesa del Monreale. Ci sarà il secondo tempo per decidere chi vincerà questa sfida decisiva per l'accesso ai playoff. Ovviamente non dipende soltanto da queste due squadre, ma dipende anche da ciò che farà il Città di Trapani, favorito contro il Visser, ultimo in classifica. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Cus Palermo Monreale Under 16.
No, compa, mi senti la mano.
Inizia il secondo tempo di CUS Palermo Monreale, la partita valida per la 22esima ultima giornata del campionato Under 16 Sicilia. 1-0 dopo i primi 40 minuti, il gol di Ilarda al quarto minuto. Un Monreale che ha imposto la propria presenza nella metà campo avversaria sin da subito. Il gol di Ilarda è arrivato in piena area di rigore, colpo di testa che ha battuto Lo Galbo. Poi il CUS Palermo ha reagito nella parte finale di frazione e ha avuto anche un'importante chance con Ruffino che, evitando il portiere davanti a sé, è riuscito a calciare piano ma verso la porta, solo che la difesa del Monreale ha levato via quel pallone vicino alla linea di porta. Poi diversi lanci sempre a cercare Ruffino, ma niente da fare per il CUS Palermo. Adesso un secondo tempo in cui la squadra di Fresco è chiamata a colpire ancora, a costruire più occasioni, soprattutto qui con questo pallone che arriva in area, poi preso da Puccia. Allora andiamo a fare un riepilogo delle due formazioni che si schierano entrambe con il 4-3-3. CUS con Lo Galbo in porta, in difesa da destra verso sinistra da Alessandro, Pirrera, Lo Bianco e Danna. A centrocampo Tarantino, Calisti e Schiavo, che ha preso il posto di Salvatore Zora proprio nel primo quarto d'ora per scelta tecnica. Mentre in attacco ci sono Viola, Ruffino e Viviano. Il Monreale risponde con Gargano in porta, in difesa Tantillo, Giordano, Conan e Graziano. In linea di centrocampo c'è Turano, Fanduzza e Puccia. Mentre in attacco ci sono Supporta, Ilarda e Provenzano. Pallone verso Lo Galbo, c'è il tocco da parte di Supporta e la presa immediata della portiere del CUS Palermo. Il portiere è stato cambiato. D'Alessandro verso il nuovo entrato Schiavo. L'anticipo di Fanduzza con fallo e calcio di punizione. Nel corso dell'intervallo c'è stato anche il cambio per il Monreale, tra l'altro in porta è uscito Gargano ed è entrato Enrico Famà. Lancio a cercare il tiro di Provenzano che finisce fuori. Monreale oggi in vantaggio nonostante l'assenza di Ricciardi. Attenzione ancora a Provenzano che attacca. Pallone viene spazzato fuori, lo prende D'Alessandro con Puccia davanti a sé. Tarantino, lancio lunghissimo a cercare Ruffino. Ci sono Conan e Giordano. Conan mette via. Serie di tocchi di prima. Pallone in fallo laterale conquistato dal Monreale. C'è un cambio per il CUS Palermo. C'è l'uscita di Lo Bianco al suo posto in stretta. Anticipo qui di Fanduzza. Il pallone finisce anche questo fuori. Graziano, dopo di testa di D'Alessandro. Ilarda, autore del gol dell'1-0, si va in fascia
da Tantillo verso il centro, serve dietro Puccia, balzata, Marcus in difesa, risponde, altra proposta di Turano, la va ad aspettare Puccia, è stato fischiato un fuorigioco. Tarantino prende lui il pallone, lo rispedisce a Pirrera, si va dal nuovo entrato Mistretta, non trova però i compagni il centrale del CUS. Occhio a questo pallone, è andato via di testa la difesa del Monreale, la chiede D'Alessandro, continua a lottare invece Ruffino, nel lancio è in profondità, in verticale per il Monreale, passaggio di supporto lungo il primo palo, la presa di Provenzano, spara alla porta, Provenzano deve proteggere, non può neanche calciare data la pressione avversaria, ancora Provenzano fermato da dietro e sarà dunque calcio d'angolo per la squadra di Rosario Pianges. Il cross alla fine respinto da Pirrera, nuova opportunità dalla bandierina per il Monreale. Fanduzza in mezzo, colpo di testa preso alla fine dallo Galbo, è stato leggero il tentativo di Graziano, rilancia un po' così lo Galbo, Tarantino risolve tutto per Calisti, c'è Fanduzza davanti a lui che fa ripartire l'azione del Monreale, si lotta ancora sotto gli occhi di Fresco. Schiavo, il tocco degli avversari, ancora Schiavo tra le linee, serve Ruffino, tentava il passaggio di prima verso Viola, lancio lungo a cercare Ilarda, il tiro di Ilarda e c'è la doppietta personale per Ilarda, 2-0 per il Monreale, lancio lungo, il tiro che ha battuto lo Galbo, il raddoppio degli ospiti. Cambio nel Monreale, c'è l'ingresso in campo di Ivan Terrasini, al posto di Turano. Ecco Palermo che ritorna a giocare il pallone dopo aver subito il secondo gol della mattinata, segnato nuovamente da Ilarda. Che con le 2 reti di oggi sale a 8 in campionato, raggiunge il proprio compagno Provenzano, in un certo senso sta facendo le veci di Ricciardi. Rincorre il pallone da Alessandro per prendersi poi la rimessa laterale. La battuta di D'Alessandro, l'alzata provata da Tarantino con fallo. Da parte dello stesso centrocampista della CUS. Qui c'è il fuorigioco dopo la battuta
in casa Monreale proprio di Provenzano. E allora la punizione è battuta da Pirrera. Il pallone rimbalza dalle parti di Viviano. Ferma tutto però il Monreale. Provenzano riceve molto bene, tenta il pallone calciato da fuori. E la presa di Lo Galbo. A questo punto il Monreale ha capito un po' che da fuori area si può fare. Nuovo cambio per Pianges. C'è l'ingresso di Andrea Tarantino. Al posto di Ilarda. Assoluto protagonista fin qui con la doppietta. Finisce dunque il suo campionato con 8 reti segnate. Il salvataggio del pallone, nuova proposta proprio del nuovo entrato Tarantino. Attenzione a Provenzano con un po' di violenza ai danni di Mistretta. È stato fischiato il fallo in attacco. Attenzione però al recupero di Tarantino. Passaggio verso il centro, spalla alla porta, cerca di liberarsi dalla marcatura Tarantino. Il rimpallo però non è a suo favore. E allora Lo Galbo. Alessandro la manca di testa, la va a salvare però Schiavo. Pallone ritorna indietro da Alessandro. Trova però il tocco del compagno al momento del lancio lungo. Nuovo cambio in casa Cus. È pronto ad entrare Francesco Tellini al posto di Pirrera. Si può andare con la battuta di questa rimessa laterale. Provenzano pressato proprio dal nuovo entrato Tellini. Si chiede il motivo del fallo. Un po' incredulo Francesco Tellini. E allora punizione dalla fascia per il Monreale con la battuta di Tantillo. Barriera a 2 per il Cus Palermo. Va Tantillo, pallone dentro, il colpo tentato di prima da Puccia. Si ritorna indietro da Giordano, il pallone scorre, lo va a prendere Fanduzza. Salvato lì da Calisti, cadendo anche davanti alla sfera. E gioco che si interrompe per un altro cambio. Lato Cus, stavolta ad entrare è Domenico Varrica. Al posto di Ruffino esce zoppicante l'attaccante del Cus. Comunque un peso specifico in meno per la squadra di Fresco, che non può contare neanche sulle prestazioni della propria centrale. Occhio qui a Puccia, che aveva guadagnato un pallone interessante, non gestito al meglio, e allora
Si va ancora con Schiavo, il fallo fischiato, poi i pugni, le mani che si alzano a partire da Terrasini. C'è il cartellino giallo per entrambi, viene accompagnato fuori dalla zona pericolosa. Schiavo ammonito assieme a Terrasini. E i dialoghi assieme all'arbitro. Nervosismo. Calcio di punizione per il Cus Palermo. Intanto alla caviglia per Ruffino. Il lancio di Tarantino. La va a prendere il Monreale con Puccia, pallone a cercare la corsa di Tarantino che supera ad Alessandro, ma con il fallo. E punizione per il Cus Palermo su Calisti, largo da Francesco Tellini. Ancora Calisti, lancio lungo a cercare i movimenti di Viviano. Il pallone però scorre sul fondo. Fase un po' in equilibrio sul possesso palla. Ci sono state tantissime occasioni questo secondo tempo, da segnalare soltanto il gol di Ilarda che ha dato il vantaggio alla squadra di Pianges, che con una vittoria oggi salirebbe a 31 punti, scavalcherebbe proprio il Cus Palermo a 30. E a vedere però cosa succede anche sul campo delle città di Trapani contro il Visser per determinare la graduatoria dei playoff. C'è stato anche un tentativo leggero bloccato da Lo Galbo, questo che però ancora addosso le sofferenze del primo tempo, comprendendo anche questa gestione del pallone in aria, ma il calcio di punizione c'è per la squadra di Fresco. Schiavo ad attaccare Graziano, pallone rilanciato però fuori da Fama. Ed è rimessa laterale per il Cus Palermo. Monreale che ha cambiato il portiere nel corso dell'intervallo. Calisti, nuova girata a cercare sempre Viviano in fuorigioco. Giornata di campionato che si è aperta ieri con la vittoria della Costa Gaia del CAM 4-1 sulla Trinacria. Costa Gaia ormai sicurissimo del secondo posto già da un po', dietro alla capolista Trapani. Costa Gaia a 42, Trapani a 55. Intanto l'ottima scivolata di Gaziano in mezzo al campo, il pallone per Provenzano, largo da Tarantino, si tenta un pallone verso la porta, Lo Galbo un po' indeciso, non sa se prenderla o meno. C'è anche il vento che potrebbe condizionare il movimento del pallone.
ed è capitato da queste parti. Per quanto riguarda invece le altre gare del turno di campionato, l'ultimo della stagione regolare, oltre a Cus Palermo Monreale si stanno giocando anche altre 2 partite. Tantillo nel frattempo mette in calcio d'angolo questo pallone pericoloso. C'è la già citata città di Trapani Visser, c'è anche la sfida tra terzo tempo e CEI. Nel caso di sconfitta del terzo tempo, in caso di vittoria del Cus Palermo, a questo punto difficile, ci sarebbe il quarto posto per la squadra di Di Fresco, ma appunto è un'ipotesi. Pallone in mezzo, colpo di testa di Schiavo sul fondo. Questo è il primo tentativo della squadra di casa nella ripresa. Si finisce a mezzogiorno quando verrà dato il fischio d'inizio di Ciaculli Trapani. Sarà una sfida interessante, dato che si parla della terza contro la prima. Ciaculli che al terzo posto può essere soltanto agganciato dal terzo tempo. Cus Palermo in caso di vittoria andrebbe soltanto a -2, ma ripetiamo, non ci sono le condizioni possibili al momento, con il vantaggio del Monreale per 2-0. I palleggi di Provenzano, che finisce anche giù e guadagna, secondo l'arbitro, il calcio di punizione. Poi notate la testa, è lui che muore, perché tutta a così lo Punizione per il Monreale, fischiata adesso da parte dell'arbitro. Pallone sulla traversa, c'è stata anche una deviazione. E dunque angolo per gli ospiti. Tra a battere Graziano. Era questa un po' la volontà. Poi è stato affidato tutto a Tantillo. Ho tutto corto perché c'è l'arrivo di Terrasini a fronteggiare con Calisti. Pallone proposto, levato subito. Tentativo da fuori di Giordano, facile per Lo Galbo. Dunque traversa di Tantillo poco fa a sfiorare il tris, la Monreale. L'alzata di Tantillo quasi a gamba tesa. Ancora Varrica in mezzo al campo, Calisti dietro. Si continua a lottare, una serie di rimpalli che vorrebbero favorito il Monreale. Poi Mistretta mette fuori, ma il proprio avversario è rimasto a terra. Intanto è pronto Gabriele Terzo ad entrare lato Monreale. Viene chiamato il cambio, vedremo un po' chi uscirà. L'altra volta mi ha cercato di farli incontrare. Invece si è minchiata. Ingresso dunque di Terzo alla posta di Provenzano. Tanto lavoro per lui oggi. Ha tentato un paio di volte anche lui la via del gol. Occhio
al Monreale, al limite, pallone toccato via da Lentini, si continua a giocare con una serie di colpi di testa, passaggio fuori e si rimane da quelle parti, soltanto che è il Cus Palermo ad effettuare la battuta. Manca l'ultimo quarto d'ora da giocare, Monreale avanti 2-0 grazie alla doppietta di Ilarda, oramai uscito dal campo, giocatore che da 6 è passato a 8 gol stagionali. E il Monreale continua il proprio pressing, la girata di Puccia, la sponda del nuovo entrato terzo, il pallone verso di lui da Tarantino, esce lo Galbo insicuro anche questa volta, ha spinto i pugni in avanti, si è fatto anche male. Terzo, lo Galbo ha visto arrivare anche davanti a lui l'avversario, si doveva proteggere in qualche modo. E Graziano consegna tutto alla Cus Palermo. Tarantino sa tutto verso la corsa di Viola, c'è Tantillo a proteggere, la spallata di Viola che cade assieme a Tantillo, è stato fischiato calcio di punizione, conquistato tutto dall'attaccante del Cus Palermo. Mi serve tra poco. Se la fisca. Ora un mezzo campo da diventa pure. Ma guarda di che c'è Dunque calcio di punizione dal lato corto dell'area. Posizione abbastanza stretta verso la porta, con la solita barriera a 2 per il Monreale. Eccolo il pallone proposto in mezzo all'area, tocco per il Cus Palermo, la caduta non segnalata dall'arbitro dopo l'intervento. Niente da fare per la conquista del calcio di rigore da parte di Schiavo. Spintona anche un po' Graziano. Rimessa lunga, si continua, poi il tiro di Tarantino da fuori, il pallone gira troppo verso il fondo. Attenzione a questo retropassaggio, prova ad approfittarne il Cus con Varrica, c'è il controllo con il braccio di Calisti e calcio di punizione per il Monreale, battuto subito, fermato, qui supporta e pallone messo fuori per la caduta di Federico Supporta, il capitano del Monreale. Per quanto riguarda invece le due panchine, Di Fresco ha esaurito tutti i cambi, mentre il Monreale ha ancora a disposizione Lorenzo Spallino. Di Fresco li ha voluti sfruttare subito, dato il doppio svantaggio. Più tempi di gestione per Pianges. Tellini, l'appoggio, l'arrivo di Graziano,
senza fallo il recupero del Monreale. Poi c'è la punizione guadagnata lungo la fascia di sinistra da parte di Puccia. Calcio di punizione per il Monreale con Ivan Terrasini entrato in questo secondo tempo. Si aspetta soltanto Terzo, si mette d'accordo in area di rigore. Il tentativo voluto a giro inizialmente da Terrasini, poi il pallone è terminato oltre la traversa. Passaggio verso il centro, Terrasini si affida a Fanduzza, trova però i difensori della Cus Palermo. Un tocco in avanti nella direzione di Puccia, ci pensa il Cus Palermo a metterla ancora lungo la fascia. Tellini contro Puccia, prende Terrasini, arriva Diego Tarantino, servirla verso Calisti. Attenzione al passaggio in avanti, fuori gioco però da parte di Viviano. C'era anche Varrica in zona. Battuta lungo, supporta, passaggio in avanti verso Terzo, la protezione voluta da Mistretta. Terzo vince il duello verso il centro, ancora Terza, fa fuori Mistretta, il tiro di Terzo, gran gol su azione personale da parte di Gabriele Terzo, è entrato dalla panchina. 3-0 per il Monreale. Che azione di Terzo, che ha superato Mistretta facendolo cadere a terra, e poi è entrato in piena area di rigore. 3-0 per la squadra di Rosario Pianges. Ciao Franca. No, io Cus Palermo ormai al tappeto. per essere avvocati con l'immissione, a accompagnare la no, prendere anche, capisci? E Monreale vicino a un'altra vittoria molto importante. Terzo, ormai è entrato benissimo Tellini da dietro, una spinta, risponde Terzo con la spalla. Stamattina è una bella giornata. Tipico duello tra avversari. Ed è dunque calcio d'angolo per il Monreale, che rimane nella metà campo del Cus Palermo. Ecco la proposta in mezzo all'area, nessun colpo di testa. Ci sentiamo, La spinta tentata da Viola nel recupero del pallone. Intanto è pronto Spallino, bordo campo per l'ingresso in campo. L'ultimo cambio per Pianges. Così fece per a tutti. E dunque Monreale che esaurisce tutte le proprie carte a disposizione dalla panchina. L'ingresso in campo di Lorenzo Spallino al posto di supporta. Fanduzza
verso Puccia, fermato da Tellini, poi il colpo da fuori, finito abbondantemente sul fondo da parte di Andrea Tarantino. Mistretta prova a toccare la Varrica, poi viene fermato Schiavo. Danna si prende la rimessa. Ultimi 5 minuti più recupero, 3-0 Monreale. La doppietta di Ilarda e il gol segnato in questa ripresa da Terzo. Conan, toccato pochi palloni nel secondo tempo. Lancio lungo, sempre verso Tellini che stava sterzando verso il destro, ma c'è il recupero di Terrasini. Lancio lungo sempre verso Terzo che ci crede su questo pallone, non lo mantiene in campo, è uscito oltre la linea di fondo. In stretta, passaggio complicato tanto per Viola, costretto a far fallo. Nuova punizione per il Monreale. Il lancio in area di rigore un po' troppo lungo. Anche questa opportunità si spegne fuori. Il salvataggio tentato da Schiavo, ma si riparte con Terrasini sempre a cercare Terzo, l'alzato, il tocco sotto col pallone che finisce fuori. Posizione regolare secondo l'arbitro. E ancora Terzo a rendersi pericoloso. Soltanto un gol però in campionato. Puccia non va avanti perché D'Alessandro ferma tutto. Lancio fermato da Andrea Tarantino, poi la caduta di Puccia contro Tellini. Tellini lo provoca anche. Varrica a lanciare lungo un pallone che arriva comodo a Fama. Ormai è dominio fisso della Monreale. Si è presentato solamente nei primissimi minuti della ripresa il CUS Palermo nella metà campo avversaria, poi si è giocato soltanto da un lato. Tellini, pallone rimbalza, inganna Conan, l'appoggio di Viola verso Viviano, viene controllato dalla difesa ospite. Puccia contro Diego Tarantino, poi il lancio solito di Terrasini per Terzo, fermato da D'Alessandro che si mette davanti l'avversario. Terzo la riprende, c'è volendo l'aiuto di Terrasini. Terzo finisce giù, tutto regolare con Terrasini che praticamente ha lasciato il pallone a Tellini. Fanduzza, il tocco di Viola a far ripartire la CUS Palermo. Ancora Viola fermato. CUS Palermo che quando è nel possesso del pallone non avanza in avanti, si ritrovano spesso da soli Viola e Viviano. C'è anche l'aiuto dall'esterno da parte di Schiavo, ma non basta per una sconfitta che si va a calcificare anche con questa avanzata di Terzo. Calcia male all'ultimo, angola troppo il sinistro, aveva fatto tutto bene la corsa verso la porta centralmente, poi il colpo finale mancato.
vicinissimo alla prima doppietta in questo campionato. Gabriele terzo, le migliori chance le sta avendo lui. Puccia terzo, nuovo controllo contro Calisti, passaggio verso il centro di Andrea Tarantino, poi un rimpallo in faccia su Fanduzza. Si è fatto un po' male il mediano del Monreale, infatti si è toccato il viso. Occhio a Graziano che deve difendere, passare dietro Afa, ma siamo intanto oltre l'80°, ovvero dentro il tempo di recupero non segnalato esplicitamente dall'arbitro. Cambio di gioco molto buono di Andrea Tarantino, ad inseguire ci va Spallino, pallone viene messo in fallo laterale. Ci manda degli arbitri che fanno uno più schifo dell'altro. Uno più schifo dell'altro. Non sono Rimessa per preparati. il Monreale che Lontano un miglio si vede. continua a stare in attacco, non si è mai fermata la squadra di Pianges. Noi per la partita è mai compromesso. La partita vinta contro una diretta concorrente della zona playoff. Terrasini, nuovo cambio di gioco, il pallone è un regalo per Schiavo che però appoggia per Fanduzza. Graziano, Conan, ancora verso il centro, il Monreale non si capisce, altro regalo però del Cus, pallone lasciato lì sul semicerchio. Fanduzza, la spinta però di Spallino su Mistretta che rimane a terra, evitabile questa qui. Ancora il Monreale in attacco, Andrea Tarantino angola sul fondo, va vicino al gol anche lui. Non ho visto solo. Sì, Conan, ma io non l'ho visto, per carità, non l'ho visto. Tantillo alza, Calisti di prima a dare una speranza alla corsa di Viviano. Nel lancio lungo di Graziano, Diego Tarantino la mantiene in campo secondo l'arbitro e guadagna anche la rimessa. Tellini verso il centro, l'anticipo su Varica da parte di Terrasini. Ancora Fanduzza a lottare, nuovo pallone altissimo. L'arbitro continua a far giocare il controllo con la schiena da parte di Viola. Il tiro dalla distanza finisce sul fondo di tanto. Oh, ma non ero passati 4 minuti. Dovevano essere. Ora non c'è visto. Il rinvio dalla difesa del Monreale, la leggerezza di Calisti, infatti Andrea Tarantino va lungo la fascia di Spallino, ma c'è il triplice fischio da parte dell'arbitro, c'è la fine del match, la vittoria del Monreale sul campo del Cus Palermo, un colpo importante e in trasferta per 3-0 a decidere la doppietta da parte di Ilarda al quarto e al 47esimo, poi il gol del 3-0 segnato da Terzo al 72esimo, entrato dalla panchina, ha avuto anche 2-3 chance importanti per metterla volendo sul 4 e sul 5-0, soprattutto una davanti al portiere, sprecata malamente, ma ciò che conta è stata la prestazione per il Monreale contro un Cus Palermo in difficoltà sin dal primo minuto. Ci ha provato Ruffino, un pallone stava scorrendo verso la porta, poi salvato vicino alla linea della porta difesa da Logalbo, ma nella ripresa c'è stato praticamente soltanto il Monreale
ad attaccare. Finisce dunque con una vittoria il campionato di Rosario Pianges e i suoi ragazzi. Un ingresso in zona playoff a 31 punti. C'è da vedere come è finita anche l'altra partita decisiva di questo turno di campionato, quella tra Città di Trapani e Visser Cus Palermo, che invece termina a 30 punti, molto probabilmente scavalcato a ridosso dell'ingresso della zona playoff dallo stesso Città di Trapani e Monreale. È tutto dal Centro Universitario Sportivo di Palermo. Il Cus Palermo ha perso in casa contro il Monreale per 3-0 per quanto riguarda il campionato Under 16 Sicilia. È tutto, grazie all'attenzione e alla prossima da Salvo Geraci. Buona giornata, grazie.